La Sardegna sino a Barcellona dove parte la Coppa Catalunya. Buonasera a tutti, Bici TV, il canale parla di oggi, di 24 di Lampetas 2025. Sto pensando a una cosa e su momento schiponanne e poi per la cena, insomma. Andiamo diretto a vedere come si presenta Sadia, intanto non va detto la sapere da me ha chiesto di sfumata, che ha io cosa camicia groga e quindi non la picca bene, però non succede nulla, insomma. Vediamo come si presenta Sadia si presenta De Goi, che lo libero, insomma, che su sole che sta illuminando già tutto canta Saida. Ecco, questo è un'altra fotografia. E diamo ritornata tutta la Vallo de Oie, di libera, cioè che lo libero fino a sa strese presenta carchinoghedda, ma abba non si ne mostra. 30 gradi temperatura massima, 21 gradi la minima. Irimo Crasa, Crasa amo 30 gradi massima, 22 la minima e che lo spalazzato tutto usadie. Bene, sarebbe stato un circo per sospettinare, con questo non benesetto, so, vorrà partire una videata, una diretta, appunto, se sospettinare sinto, caito non bitti sul telo, ma ovviamente però anche in maniera che chi è in traia sta a paccato, insomma, caito appaccamento ovviamente non si poteva fare di sicuro gratis. Poi parlarne per qualche chi batte una rappresentativa dei giocatori a pallone pistinos sardos in Barcellona, in questa Coppa del Barcellona e appunto la rappresentativa sarda stinie per partecipare a questa del campionato europeo del pallone, insomma, del calcio, è binnata tanto il vesticheso, insomma, bisogna pure un poter meglio. Come cosa che in tennis che non ho fatto in tempo da montare sul servizio, ma bollo a coidere, insomma, sul cellulare. Ecco qua, cerchiamo Dalla Sardegna sino a Barcellona dove parte la Coppa Catalunya, una sorta di mondiale giovanile di calcio, e ci sono anche diverse rappresentanze della Sardegna. Silvio Ru. 100 squadre, 35 nazioni rappresentate da tutto il mondo, le più lontane Stati Uniti, Venezuela, India. In altre parole, la Coppa Catalunya è il mondiale del calcio giovanile che si svolge alle porte di Barcellona. Come si è visto nella cerimonia di apertura, l'Italia è ben rappresentata e la Sardegna schiera squadre di giovanissimi con base al sud e in Gallura. In particolare, il NAG, acronimo di Nuova Accademia Giovani Calciatori Sardegna, ha selezionato i migliori giocatori sardi per confrontarsi con il gotha del calcio emergente del pianeta. Per i più piccoli è una grande emozione. Penso che sia un'emozione fortissima perché si confrontano con squadre provenienti da tutto il mondo. Questo è il torneo giovanile più importante d'Europa, ci sono centinaia di squadre, quindi è comunque un'emozione ed è un confronto per capire quanto hanno imparato e quanto devono impegnarsi ancora per arrivare a questi livelli. Un evento coinvolgente che ogni anno richiama sempre più squadre. Quest'anno i calciatori in campo sono circa 1500, giovedì le finali e in serata le premiazioni. Mai mi sarei aspettato poi di vivere una situazione di questo genere, mi complimento con Mario Bassi per l'organizzazione, sicuramente una manifestazione da grandi numeri, significa che il calcio muove tanti bambini, tante cose. Ecco, questo è appunto un iscorrio della trasmissione del videolina, purtroppo io non l'ho, se no la volevo poi da trasmettere tutto canta. Torniamo alla sua videata normale, ecco qua, stiamo ragionando appunto
di questo evento che è in Barcellona, in un basta una bella rappresentanza di pizzini, visti che sono allenato a Bittese, da società Bittese, società sportiva, polisportiva Bittese. Bene, si è visto che in DCTV basta una chirca zuppa de salana. Ecco, questo è lontano. Ha poi dimanato tanta gente, poi cercato pure sul libro e nel venuta fuori questo. Zena è stata parte mezzo da Salana e si bifacche sono spinzoso de Braga e de Valore. Già fraccasa de Ena, già scarsa de Ena, giuresi de Ena. Su misturu è sa massa de Salana adatta a essere filata è usata per fare questa stessa cosa fatta con lana di Ena, ma di uso normale e valore medio, fracca, scarsa, suresi, però di valore medio. La brocchetta è sul resto della lana boccata, sena e su misturu, usata per la stramazza. Quando la tramazza si intosta, a casa brocchetta si abbardulata, tocca la ispertare, cioè veniamo intorno alla tramazza e poniamo bene la sospettinella a ispertare la lana. Però la filare, la frocchetta, tocca della garminare messa un pezzo nel derro sul gardo. La frocchetta, insomma, una parte si poteva pure recuperare a fare il filo. Suo fedo e su questo ultimo di tutta la lavorazione. Non buono manca a garminare a biasa pure filanne salana buona si può informare no vedo de offa o de offu chi viene incramato o fedoso. O fedo può assimizzu a cosa la nuggine viene cramato pure su materiale con succale su sori che si ha che sonido. Attrezzo può ballare salana sono la cronucca, su fuso, su pettene del garminare, nato su gardo, che bisogna cursare a mano, che cursare a banzico, insomma, o a chiglia, e si forma dai cui, da questo travaglio si forma poi il mattassa, e il gromero, veramente sul gromero e poi la matassa. Sul gromero veniamo posto sito di ogni sporta o una canistella che hanno la massaia tessiata a mano. Questo lo acchiata può anche in modo che quando tirai sul gromero non si sere timberto e restai attento a questa canistella o una bagnarola, insomma. Mentre quando si tessiata in telaio, sul gromero andavano ordito a mattassa, andavano ordito. Sorditura si pacchiati sorvenne al gromero e isterrenne su ilu tra due spirol de erro distantese che poniamo su spizzinello su gromero a fannare torrare tra questo due spirol isterrenne su ilu de lana e poi a saine del su gromero bi sempre scarchi soldo può a dare su dono a su pizzinello che ha fatto il travaglio. Da cui poi si fa chiamare al matassa a mano, imbolicarne su ilo a tipo zocca, cioè praticamente da su brusso a su cuitale, insomma. Oppure a macchina tramite un attrezzo che gira iata e si chiama iata su grinnalo. Chi è iscritto di questo argomento potete aggiungere o correggere questa chirca di mannasa son custra, proite dai su gromero si fa che salmatassasa e questa dimanda per cui ci ha appoggiato a più risposta già che salmatassasa sono pusate da su telaio cioè venivano apposta a su telaio da cui su telaio piccava su ilo o sul filo insomma dai diversi salmatassasa il tesinare savaina dei sterre su gromero tra due spirol de ferro distantese tra le scale va anche ancora su spizzinello premiato con su sordello che si poniata a fine gromero rinalata ordire ecco mi manca da carcata cosa può completare così potete aiutare e ve la aggiungiamo e poi questo resta l'archivio del BCTV non sono lo potete caricare canno che bene andiamo all'altra cosa la Besauchina del Santo Ioanne questo è su 20 Chimbe Crasa in Prata del Santelu.
20 km di lampada, 20 km, sa più o meno, sa, no, che avete scritto 16:30, però sa manifestare va per scritto che 19:30 sono che mi hanno nato l'organizzatore in sa carriera di Sanzelu, sul chinato di Sanzelu. Allora, poi vamos a esta no, un attimino, di Santa Lucia, ecco, festa di Santa Lucia, 29 de Lampada, su 28 bisogna San Benese Corda, su sabato, domenica 29, missa e pranzo. Missa a San Mesudie e poi su pranzo più o meno a Sa una in Santa Lucia. Bene, poi beste questo telefono, un telefono simile a questo che è stato perduto tra Piazza Mercato e Piazza Nova, compreso il corso, quindi. E il di questo tipo in figura che sa custodia via Itta, che era tassapato crameta BCTV. Può tornare a sapere chi l'ha perduto. Bene, altro lo stoccamento, lo prigioniero del mio nome, questa è la presentazione di un libro che batta essere in vizi di Riccardo Devoto e lo presento tra Michele Tatti e Riccardo Devoto. Allora, introduce Don Totò Nicosso, coordina Marilena Roneso, dialogeranno con gli autori Diego Carro, Don Francesco Mariani. Venerdì 27 giugno 2025, ore 19, quindi su 27, Salone Parrocchiale, Corso Vittorio Veneto 62. Altro appuntamento, Einstein Telescope, già è cominciata questa mostra, adesso, cioè non cominciata, scusate, deve cominciare su 2 di Triula, la vinerà su 21 dei Capitani. Praticamente è una mostra e non si può invidiare un'occasione imperdibile per scoprire uno dei più importanti progetti di ricerca europei dei prossimi decenni, che vede la Sardegna tra le principali candidate ad ospitare la rivoluzione infrastrutturale. Bene, andiamo a altre cose, ecco qua, in Luvu, la Custi, Lucchimbe de Triula, la Saldecca e Mesa, de Manzano, Arraionata, Zuppa Zuccaddu, in Sistoria Sarda. Sal Valentia Zaccaddu, in Sardegna, sul tema este, Zuccaddu, in Sistoria Sarda, e Sal Valentia Zaccaddu, in Sardegna. In su Salone Moreggio. Poi a Saschimbe de Porta de Die, Pariglia, Pariglias in Santo Nicola. A finire poi a Sicchire, dopo la Spadigliasa, che è una comunitaria e ballo da sonette, sempre in Santo Nicola. Ecco qua, questo è sul manifesteggio, Parigliasa in Lugura, Rucchimbe de Triulas. Poi vamo all'appuntamento su mercoledì 20 Chimbe, questo è Crasa. Esibizione Coro Montalbo, Desiniscola, in Piazza Capitalisi, e poi fatta essere appunto l'intervento di Mario Sanna, Giuliana Pitalisi, Angelo Cano, Gianfranco Migliorisi, Antonello Carzeggia, che hanno fatto vedere di questa cosa. Io non può essere presente a questa cosa, no, a voce a questo bianco in tempo, ma a Occhina probabilmente non va a essere qua, va una riunione tra Mazza e non posso essere presente. Bene, andiamo da innanzi e facciamo adesso il giornale, i tabatti sul giornale, ecco qua. Cercasi primario per ortopedia del San Francesco. Ares cerca il nuovo primario di ortopedia dell'ospedale San Francesco di Nuoro con un secondo bando, mentre il sindaco di Siniscola lancia l'allarme sulla guardia medica turistica che ancora non c'è. Assenza pesante in un territorio vasto che sarà senz'altro al centro dell'incontro convocato
dal commissario della SL3 Angelo Zuccarelli per il 2 luglio, quando si riuniscono i sindaci del distretto di Siniscola. E va bene. Però Bespuro questo del San Michele, cerca un nuovo primario, però poi il bando precedente è scaduto, vediamo un po'. Allora, Ares apre i termini per l'incarico quinquennale di direttore di ortopedia del San Francesco. Il bando precedente è scaduto il 17 aprile e ha raccolto una sola domanda che fa sapere la SL non andrà perduta, ma è evidentemente troppo poco per una scelta tanto importante. Ortopedia, reparto che in passato ha sofferto la carenza dei medici sino alla paralisi, oggi conta su 9 professionisti in servizio con varie forme di contratto, numero rassicurante rispetto ai 3-4 medici di qualche tempo fa. E quindi va bene, se esponenne bene la cosa. Andiamo da innanzi. Falsi operatori, tentate truffe nel nome del CUP. Il CUP è scuso servizio che serve per prenotare la visita. Richiami il numero per ricevere informazioni importanti sulla sua prenotazione sanitaria. La truffa questa volta punta diritto su chi attende mesi per una prestazione sanitaria e arriva diretta sul cellulare. La SL3 di Numero ha diffuso un'allerta ufficiale in seguito a numerose segnalazioni arrivate all'ufficio relazioni con il pubblico riguardanti tentativi di truffa telefonica messi in atto attraverso falsi messaggi che si spacciano per comunicazione del centro CUP, il centro unico prenotazioni. Gli utenti vengono invitati a richiamare un numero per ricevere presunte informazioni importanti, ma in realtà si tratta di numerazioni a pagamento con prefissi 893 895, quindi state battendo sul numero che vi arriva un prefisso 893 895 attivate con il solo scopo di prosciugare il credito telefonico della vittima o peggio sottrarre dati sensibili. La SLT precisa che il vero servizio CUP, quando effettua richiami, si limita a fornire dettagli sull'appuntamento già fissato e non chiedere mai di contattare alcun numero. È quindi importante non richiamare i numeri indicati, non aprire allegati e non cliccare su link presenti nei messaggi e verificare l'autenticità delle comunicazioni facendo riferimento ai contatti ufficiali disponibili sul sito della SL, cioè andare a verificare che questo numero corrisponde a cosa che bisogna il suo sito della SL. Comunque aumentate il vostro prefisso 893 895. Quando voi scrivono dai questo numero, bessa vricatura. Allora, truffe telefoniche con falsi sms del CUP l'abbiamo già visto. E l'abbiamo letto dal Sette Giornale. Questa è stessa nuova, l'abbiamo letto da Unione. Cossiga 40 anni dopo, un sassarese al Quirinale. L'articolo può aumentare a Cossiga e non si aumenta pure chi Cossiga è stato il presidente della Repubblica Italiana, lo Pozzovano, detto Tucantolo. Il 24 giugno 1985 il picconatore venne eletto al primo scrutinio. È ancora il più giovane capo dello Stato della storia repubblicana. Estendiamo la zona rossa per frenare la dermatite. Batte un allarme, a questo vinascimbizzi mi hanno nominato Bartolazzi, stop alle movimentazioni dei bovini per 10 giorni. Area di protezione ampliata a 50 km, pronti a vaccinare. Allevatori di arborea preoccupati, i capi resteranno fermi per 10 giorni. Dovevamo ritirare i vitelli dai paesi più colpiti,
adesso è tutto bloccato, cioè praticamente non ne ritirano a casa, si sono malati e poi possono infettare tutto canta, salvacca che bisogna in arborea. Chi paga asili nido è falso dell'erba, questo è che capitapito un problema, su può solo finanziamento della regione a sos comuni. Daniela Falconi del Sanci narrata senza aiuto della regione si va al dissesto finanziario. 3 miliardi di euro sono un'enormità di progetti spalmati nell'isola e i sindaci con gli appalti già confezionati sono tantissimi. Siamo molto preoccupati, dice Daniela Falconi, primo cittadino di Fonni e presidentessa dell'ANCI. Ho già ricevuto diverse chiamate perché parliamo di fondi sopra i 500.000 euro, ovvero risorse che una piccola amministrazione non riesce a coprire da sola. Questo nuovo cavillo dell'OGV ci ha colto di sorpresa. È la prima volta che viene applicato. Una volta assegnato l'appalto nei termini giusti, i comuni erano sicuri di poter disporre subito delle risorse. Ma se i fondi ora dovessero restare bloccati per chissà quanto tempo, chi è in grado di anticipare 500.000 euro? Si rischia il dissesto finanziario oppure le opere si fermano. I sindaci hanno immediatamente chiesto garanzie alla regione. È custodite dipendete in ballo sanità, strade e reti idriche. Per avere finanziamenti ora serve la firma dei contratti, cioè prima bastava aver assegnato, i soldi ci sono, ma i cantieri rischiano di rimanere fermi perché in Sardegna l'accordo per lo sviluppo e la coesione firmato tra governo e regione ha messo sul tavolo circa 3,55 miliardi di euro per 294 interventi strategici destinati a cambiare il volto dell'isola nei prossimi anni. Ben 184 interventi su 294 hanno la spendita delle risorse previste nel 2025. Tuttavia ancora non si conosce con certezza quanti di questi progetti siano già in regola con l'obbligazione giuridicamente vincolante, questa che ha chiamato Daniela Falconi OGV, cioè l'atto amministrativo che consente di impegnare formalmente i fondi. Una cosa è certa, vista la mole di lavori da avviare e la complessità delle procedure, i ritardi nell'esecuzione delle opere sono molto probabili. I cantieri rischiano di slittare, restando in stand-by per mesi in attesa della formalizzazione delle risorse e dell'avvio effettivo dei lavori. Cioè questo documento è un documento non facile da fare, insomma. Lo Stato non ha cassa, bloccati i soldi per i comuni. In freezer il fondo di solidarietà e fondo di sviluppo e coesione. Silvio Lai è gravissimo. A rischio i servizi e le opere pubbliche, sempre riferita al suo motivo che ha mostrato qua. Dermatite dei bovini, blocco totale nell'isola, altri 2 casi sospetti. Ricadute devastanti, serve un'azione decisa e coordinata. Allerta per il gran caldo in Sardegna, picchi di oltre 40 gradi. Ennesima ondata d'aria rovente annunciata dalla Protezione Civile regionale. È un mese di giugno a senso unico per quanto riguarda la situazione meteorologica sulla Sardegna. Al caldo segue caldo, in una morsa che sembra non poter mollare mai. L'Iran risponde, missili su base USA in Qatar, ma Trump a sorpresa ringrazia. Ci hanno avvertito e abbiamo potuto salvare vite umane. Ora la pace. In pratica hanno bombardato, ma insomma l'Iran attacca la base americana
la più grande del Medio Oriente, in risposta ai bombardamenti di domenica su 3 siti nucleari iraniani. Doha assicura di aver intercettato con successo i missili e condanna l'attacco missilistico definendolo una flagrante violazione della sua sovranità e si riserva il diritto di rispondere. L'azione Teheran, impegnata da 11 giorni in una guerra con Israele, mette così in atto le sue minacce di ritorsione contro i raid americani. In risposta all'azione aggressiva e insolente degli Stati Uniti, le forze armate iraniane hanno colpito la base aerea americana di Al-Udeid in Qatar. Vabbè, i simboli degli Stati Uniti, eccetera, eccetera. È un inferno, ci dobbiamo affidare alla speranza. La testimonianza di Alec Escano, 43 anni di numero, racconta le giornate a Tel Aviv sotto le bombe. Quindi, come avremo il satiro Tel Aviv, il paesaggio è spettrale, con rumore delle sirene, d'allarme che riecheggia continuamente, mentre un popolo impaurito cerca riparo nei rifugi antimissile, e alla miriade di immagini dei droni iraniani che penetrano l'Iran, che è il sistema antimissile, scagliandoli sui palazzi della capitale, si unisce il racconto dei sardi che vivono lì. Alec Escano, imprenditore 43enne, originario di Nuoro, parla di Natania, città costiera a 20 km da Tel Aviv, dove si è trasferito da febbraio e dirige un'impresa di import-export. Ho raggiunto Israele per amore della mia compagna conosciuta a Verona, dove lavoravo nel settore vitivinicolo. Sapevo che dopo l'attentato di Hamas, nell'ottobre 2023, la situazione era di massima allerta, ma mai avrei immaginato in uno sviluppo simile del conflitto, cioè l'internet bombardato e in pericolo. E in occasione sempre in politica internazionale, veste Meloni che ha fatto la dichiarazione: non entreremo in guerra, ma non lascio l'Italia indifesa. Confermato l'impegno sugli obiettivi di spesa militare. Le nostre basi non saranno utilizzate dagli americani. Intanto, guerra Russia-Ucraina, il conflitto, ancora bombardamenti su Kiev, fermata una cellula dormiente di Mosca. Un piano russo per eliminare il presidente Zelensky. Un nuovo massiccio attacco notturno di droni e missili ha fatto strage a Kiev, dove si contano 9 morti, tra i quali una ragazzina di 11 anni, mentre al Cremlino la linea rossa alzata sulla possibile uccisione del leader iraniano Ali Khamenei non vale per Volodymyr Zelensky, al centro di nuovi piani di assassinio, sventati ancora una volta dagli 007 di Kiev, alla vigilia di un delicato vertice della NATO all'Asia, in cui gli ucraini sperano che la richiesta d'aiuto di fronte alla costante avanzata russa non sia oscurata dalla guerra di Israele contro l'Iran e ottengano il sostegno USA. E insomma, la collaborazione con Londra. Intanto Kiev ha incassato le dichiarazioni del segretario generale della NATO, Mark Rutte. Il percorso irreversibile dell'Ucraina verso l'alleanza è stato concordato l'anno scorso al vertice di Washington. Sarà valido anche giovedì, ha sottolineato. Kiev deve avere ciò che serve per difendersi dalla Russia ed esercitare deterrenza in futuro, ha incalzato, aggiungendo che al Canada e all'Europa sono già stati promessi 35 miliardi di aiuti dal Canada e dall'Europa, aiuti militari per il 2025.
Bene, che in questo mi pare che appena finito, ritenova de oie e tancamus, che si sigla de tancatura. Quindi aumentate, poi scalda Sciauchina di Santo Giovanni, poi in Piazza Capitali si veste la presentazione del suo libro Costume. Due cose siamo a tessidire, non è scritto. A mentre il video di Evona Totto da Evit TV.